Rino Ciofolo, nuovo assessore al turismo di Porto Empedocle, sabato pomeriggio un evento importante, l'inaugurazione del campo sportivo di Porto Empedocle, ma altre iniziative, quali? Una serie di iniziative che questo comune insieme alla Proloco sta portando avanti, quindi iniziative che già erano in itinere e alcune che insomma si sono aggiunte. E allora già a partire da sabato alle ore 17 presso il campo sportivo di Porto Empedocle l'inaugurazione del rifacimento di tutto lo stadio con la presenza prestigiosa del campione del mondo Totò Schillaci, quindi sarà lui a dare, come dire, accogliere questo nuovo, questo rinnovato campo sportivo. Poi domenica alle 12 presso la Villetta in via Catania, quindi Altiplano Lanterna, Porto Empedocle, ci sarà questa diciamo così, inaugurazione di questa targa ricordo in memoria del grande professore Pasquale Riguccio, grande maestro di musica, dove interverrà un picchetto d'onore con la banda musicale dell'altro esimio maestro empedoclino Carlo Scibetta. Poi martedì l'inaugurazione dell'illuminazione attorno alla Torre di Carlo V per, come dire, riqualificare tutta l'area anche attorno alla torre, e quindi già partiamo intorno alle 19, quindi dalle 19 in poi avete la possibilità di ammirare questo grande spettacolo attorno alla Torre di Carlo V. Poi giovedì un grande evento sempre all'interno della torre organizzato dalla Proloco, un seminario con l'intervento, e questo è alle 17, quindi giovedì 30 alle 17, un seminario dove interverrà proprio il dottore Pasqualino Monti, che è il patrone dell'ente portuale che sta costruendo proprio il terminal all'interno del porto. A seguire poi abbiamo degli spettacoli in Piazza Kennedy che abbiamo recuperato, spettacoli che erano persi per la verità, perché a causa poi di quella determinazione emanata dal Presidente della Regione che ci inseriva tra i 4 comuni altamente a rischio insieme a Ravanusa, a Racalmuto e Licata, quindi non c'è stata la possibilità di farli il 27 e 28 agosto. Li abbiamo recuperati quindi l'1 ottobre e 2 ottobre, ossia venerdì e sabato abbiamo lo spettacolo di Rino Ciofalo, non so quanti di voi lo conoscono, è un vostro concittadino cantautore nella mia persona, e poi il 2 la scuola di ballo. Chiuderemo il 3 di ottobre con un evento eccezionale di show cooking che si terrà presso la torre di Carlo V, anche questo è un evento organizzato dalla Proloco, a partire dalle 21, dove tutta la cittadinanza, chiaramente è un evento a inviti, mi raccomando prenotatevi anche sul sito, poi vi daremo delle istruzioni in merito, dove tutti i partecipanti hanno la possibilità di vedere, di scoprire quello che è il dietro le quinte della cucina, della preparazione, della grammatura, sale, pepe, insomma. Loro faranno questa esposizione live, dopo seguirà una degustazione, sarà titolata A Cucina di Nanè, quindi si darà molto risalto a quello che è la figura del nostro concittadino Andrea Camilleri, verranno lette delle prose, dei passi tratti dai suoi romanzi, interventi musicali e quant'altro.